Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Assassin's Creed 4 Black Flag. Come potete ben notare ci ritroviamo nei pressi di Nassau, proprio ancorati al porto principale di questa popolare cittadina del 1700. Intanto la nostra nuova imbarcazione ha appena adesso montato i nuovi equipaggiamenti bellici, ovvero il mortaio anteriore sinistro per quanto riguarda la parte principale della prua. Abbiamo, come avete notato all'interno del gameplay precedente, montato delle vele di color porpora, quindi direttamente dalla Fenicia, e sicuramente la nostra ciurma è proprio felice di accoglierci. Quindi vediamo un pochino quello che possiamo combinare quest'oggi. All'interno del gameplay precedente vi avevo illustrato una mia strategia di conquista proprio del porto, anzi del forte locale, ovvero una sorta di fortino che si ritrova a circa una o due leghe nautiche appunto dalla nostra posizione. Avremmo la possibilità di ottenere del denaro, però mi avete consigliato che ancora è meglio potenziare la nostra imbarcazione come si deve, e visto che non abbiamo molti reali io direi di continuare la nostra storia principale lanciandoci a sud con questo fantastico vento che proviene proprio dal nord per affrontare la missione principale che ho appunto contrassegnato. Allora ragazzi miei, pronti con il nostro timone? Vediamo un pochino se funziona tutto alla grande. C'è un attimino un po' di nebbia. Allora abbiamo la possibilità di salpare o addirittura aprire il menu viaggio rapido. Io direi che possiamo salpare immediatamente. Allora vediamo se possiamo andare dalla nostra missione principale. Non capisco come mai ci siamo lanciati nel caricamento. Io volevo salpare in mare aperto in completa tranquillità senza aver bisogno del caricamento rapido. Vabbè, speriamo di essere... Eccoci finalmente in mare aperto ragazzi. Come potete ben notare abbiamo lasciato la cittadina di Nassau, ce l'abbiamo appunto alle nostre spalle. Attenzione a qualche bel brigantino spagnolo che appunto ci costeggia. Vediamo di raggiungere la nostra ubicazione nel minor tempo possibile. Allora intanto date un'occhiata a queste fantastiche vele color porpora che abbiamo ordinato direttamente dall'Oriente. Attenzione che i nostri ragazzi hanno iniziato a far cantare le loro ugole. Vediamo un attimino di calmarci ragazzi. Perfetto, acceleriamo, aumentiamo la capacità di spinta. Benissimo ragazzi. Allora volevo cogliere l'opportunità di questo fantastico viaggio appunto verso sud proprio ragazzi per porgervi i miei auguri di buon Natale. Appunto siamo entrati all'interno del periodo delle feste natalizie e quindi vi volevo augurare un buon anno, anche delle buone feste natalizie, perché probabilmente ragazzi non sono sicuro, però sicuramente anzi probabilmente nel giorno della vigilia di Natale, il Natale, anche il giorno seguente a Natale, forse non caricherò dei gameplay proprio perché non ci sarò, e ovviamente anche il giorno di Capodanno probabilmente non riuscirò a caricare dei gameplay. Comunque è solo una supposizione, perché se avrò del tempo magari un gameplay o anche un paio di gameplay vedremo se riuscirò a postarli. Attenzione, intanto qua davanti a noi non voleva entrare nel raggio di tiro di questa bella goletta nemica, però probabilmente abbiamo colpito un iceberg a prua. Attenzione ragazzo mio, lasciami in pace. Oh, qua ci bombardano ragazzi, ci hanno visto, andiamocene via. Mamma mia, attenzione, colpi di mortaio. Intanto vediamo di provare questo bel componente bellico. Allora ora puoi sparare con il mortaio a lunga distanza, tieni premuto LB, va bene, per attivare la mira con il mortaio usa R per mirare, RT per sparare. Vediamo un pochino se ci ricordiamo come si fa. Ok, però io non voglio entrare in conflitto con delle navi spagnole. Attenzione, zona in conflitto aperto, andiamocene via immediatamente. Via, 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 via. Dobbiamo scappare da questa posizione presto. Meno male che le nostre vele sono nuove, sicuramente sono state appena adesso rattoppate e possiamo immediatamente fuggire da questa posizione. Chiamata a raccolta ragazzi, cercheremo di fuggire immediatamente. Allora ok, possiamo procedere da questa parte. Quindi ragazzi vi porgo i miei migliori auguri per questo Natale, per queste feste. Attenzione, arrivano dei cannoni. Maledetti, ma mi volete lasciare in pace? Ci stanno inseguendo, lanciamo dei barili infiammati proprio per bloccare l'avanzata di quella dannata imbarcazione. È che la goletta è molto rapida e soprattutto agile nei movimenti. Eccola che ci segue appunto da quella parte. Vediamo di scappare, dobbiamo arrivare immediatamente al nostro porticciuolo. Te ne vai via, maledizione. Eccola ancora da quella parte. Vediamo se possiamo infiammare altri barili da questa parte. Ottimo, pronti ragazzi con i vostri cannoni. Maledizione, ancora ci segue. E che stiamo affrontando una zona sorvegliata. Attenzione, arrivano ondate di piombo, colpiscono la nostra Jackdaw. Vediamo di fuggire il nostro povero cetriolo di mare. Vediamo di procedere da questa parte. Mamma mia, vediamo di fuggire. Benissimo, benissimo. Ancora non ho capito per benino come utilizzare il mortaio da questa posizione. Attenzione, una piccola onda anomala. Vediamo di fuggire, grandi. Attenzione, un po' di Wilson. Lì addirittura c'è un naufrago Castaway. Vediamo se possiamo recuperarlo. Ah, alla grande. Attenzione che si è levato un po' di vento dalla parte occidentale appunto del nostro orizzonte, quindi avremo una velocità maggiore. Allora ragazzi, vi volevo appunto annunciare una sorta di mia nuova idea che appunto mi era venuta in queste vacanze natalizie, perché appunto da oggi stesso mi ritrovo in vacanza. Intanto un bel po' di vento abbastanza elevato che va a colpire la prua della nostra imbarcazione. La tengo a fatica l'imbarcazione ragazzi, attenzione, vediamo se posso citarvi la mia fantastica idea.
Intanto i nostri violini entrano in azione, ci danno un pochino di spinta in più. Bene, allora, vediamo se possiamo procedere da questa parte. Diamo un'occhiata delle golette nemiche. Allora, in questi ultimi giorni, appunto, mi è venuta questa idea da quando ho visto la vostra domanda sul Fuck You Time, del mio gioco preferito. E appunto io vi ho citato Monkey Island, il mio vecchio gioco. Una mia vecchia avventura grafica appartenente quindi sempre a quest'era piratesca, però un gioco appartenente all'epoca passata delle avventure grafiche, ovviamente dei giochi molto particolari in quegli anni 90 e i primi anni 2000. E ovviamente pensando a questo gioco anche qualcuno di voi mi ha domandato: ma perché non ci fai vedere uno dei tuoi giochi preferiti inerenti all'epoca passata, ovviamente i giochi che mi piacevano di più quando ero piccolo. E ovviamente Monkey Island è uno dei miei preferiti, però non avevo intenzione di mostrarvi Monkey Island, perché per giocare a un gioco del genere non è possibile farlo adesso se non con dei programmi molto particolari, perché sono dei giochi abbastanza antichi e non funzionano quindi sulle piattaforme moderne come quelle di oggi. Però io, girando appunto lo sguardo nei miei scaffali, ho trovato una delle mie avventure grafiche preferite, che segue quella di Monkey Island, che si chiama Runway a Road Adventure. Ho visto che da poco sono iniziati i saldi e i 2 numeri successivi a questa avventura grafica sono disponibili in offerta. Quindi ragazzi, io in queste settimane volevo appunto proporvi questo nuovo titolo, che è un'avventura grafica. So che non ho mai provato un genere del genere a voi stessi, quindi non ve l'ho mai fatto vedere, però ragazzi potrebbe essere anche molto interessante. Quindi io magari nei prossimi giorni vi farò vedere cosa appunto questo mio progetto di questa nuova avventura grafica, perché potrebbe essere davvero molto interessante. Le avventure grafiche sembrano a prima vista noiose, però sono come dei veri e propri libri, dei veri e propri romanzi, all'interno dei quali abbiamo la possibilità di modificare i discorsi diretti. Sapete, nei romanzi, i discorsi diretti introdotti dalle virgolette e così via, abbiamo la possibilità di gestire la storia come vogliamo. Se seguita dall'inizio è davvero molto appassionante, proprio uno si cela all'interno della storia. La storia che appunto vi voglio proporre è una delle più interessanti che appunto ho disponibile tra le mie avventure grafiche. Quindi ragazzi, tra qualche giorno avevo l'intenzione di proporvi quindi una bella avventura grafica inerente quindi a questo gioco. Capitani in mare, ok ragazzi, siete in una zona abbastanza tranquilla, vedete rimanere da quelle parti perché devo fare una bella missioncina da queste parti. Ok, Salt Lagoon, scrigni 3, perfetto, frammenti dell'Animus appena 2 e anche qualche segreto. Allora ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione. Ovviamente adesso non è che potete dire molto, perché vi ho solo detto il titolo della mia idea, della mia avventura grafica, però ve lo assicuro, le avventure grafiche sono molto intriganti, sono come dei veri e propri libri. Nel momento in cui dal primo momento si capisce la storia e uno si addentra all'interno di quella storia, è molto difficile staccare lo sguardo da quella ambientazione, perché soprattutto la storia sembra fissa, però allo stesso tempo è molto dinamica, perché con i dialoghi si possono spaziare all'interno di tantissimi discorsi, e quindi è davvero un vero e proprio romanzo videoludico, se così possiamo dire. Quindi ragazzi, la mia intenzione era proporvi questo gioco, che è una sorta di giallo, una sorta di thriller, ambientato anche in una cittadina del 2000, ma molto interessante. Quindi avevo intenzione di proporvi questo gioco inerente all'epoca passata, però come al solito molto divertente, perché come vi ho detto, Appena ho sentito la vostra domanda del mio gioco preferito inerente all'epoca passata, mi è subito venuta la voglia di giocare questo gioco, e visto che avevo intenzione di giocarlo, volevo farvelo vedere insieme a voi. Ovviamente questo gioco io l'ho finito un paio di anni fa, però non mi dispiacerebbe finirlo ancora un'altra volta. Quindi ragazzi, magari lo potete anche cercare in qualsiasi motore di ricerca, vedere più o meno la trama, e quindi dare un'occhiata e proporre un vostro commento. Però quest'oggi avevo solo intenzione di proporvi questa idea, approfittando del viaggio. Adesso siamo arrivati a questa bella missioncina a difese solide, vediamo che cosa ci aspetta. Vediamo un po'. Allora, tanto i granchi lì a terra, una bella bottiglia di vermouth. La nostra repubblica pirata. Olè! Siamo ricchi. Che bella questa liberi. musica. Attenzione, Lontani corde di da chitarra. re, clero e riscossori di debiti. Quasi 500 uomini sono Bella questa affiliati ai canzone. fratelli della costa a Nassau. Nassau, Un bel numero. Vero. Si sentono colpi di Bel sol numero, maggiore, ragazzi. Eppure ci mancano difese. Se il re attaccasse la città, la schiaccerebbe. Allora cerchiamo l'osservatorio. Se fa quello che dicono i templari, saremo imbattibili. Ancora quella storia, Kenway. È una favola per bambini. Fantastica la colonna sonora. Intendo delle vere difese. Rubare un galeone e puntare i cannoni da un lato. Sarebbe un'ottima decorazione per il nostro porto. Non sarà così facile rubare un galeone già. spagnolo. Ne avete mai visto uno? Io no. Sì, certo. Ve lo mostrerò. È un vero elefante, sì. Grosso e lento. Già.
Ne ho visto uno accanto a casa mia, è passato l'altro giorno qui nel tratto di mare locale. Sì, è uguale, amico mio. Allora, dobbiamo rubare un bel galeone, di che si tratterà? Allora, barca a remi, trova l'arca del maestro, fantastico nome per un'imbarcazione pesante. Allora, è a circa 1800 metri dalla nostra posizione, vediamo di utilizzare la nostra barchetta. Ciao ragazzi! Progetto non è male. L'hai fregata agli spagnoli, vero? Veramente è mia. Già, nel mezzo di un uragano. Prima che la flotta del tesoro si arenasse sulla costa. Il suo carico era ricco quanto si dice in giro? 1000 volte tanto. Dico che almeno 1 milione di sterline ha contato quel giorno. Wow! Uragano divino. Aia, un'ondata di vento, Ceolo che si diverte a soffiare alla grande, eh? Può recuperare. Ripulire i relitti sarebbe una piacevole attività. Niente più azioni violente contro mercanti o roba simile. Già. Sono parole da rambollito per un vero. Ma seccato. Vi sto dicendo. Teniamo in serbo le sciabole per la marina. Per chiunque ci sbarra la strada. Allora, 6 potenziamenti disponibili nella cabina del capitano, fantastico. Allora, attenzione che stiamo entrando in una zona abbastanza complicata. Sicuramente è meglio aggirare l'ostacolo che scontrarci direttamente con essa. Attenzione a questa bella goletta spagnola, probabilmente è avversaria. Bene quelle acque, capitano. Certo, amico mio, però sicuramente non andremo a incontrarci con questa dannata. Si alza un bel un bel monzone appunto da queste parti, inizia della pioggia e sicuramente ci sarà un bel po' di vento che renderà il mare forza 10, forza 11, quindi attenzione. Allora, l'arca del maestro deve essere da queste parti, usa il cannocchiale per individuare la preda. Lasciate solo i trevi! Allora, solo i trevi. Così. Chissà cosa ci aspetta là. Sarà come scrutare in una cascata. Non fatevela sotto, gente. Ci penso io. Allora, è come cercare un ago in un pagliaio, non si vede un accidente, c'è una bella nebbia che va a rompere le scatole davanti al nostro cannocchiale migliore e sicuramente questa dannata pioggia non ci aiuta. Vediamo da quella parte. Allora, cannoniera di livello 1. Tempesta, maledizione, si sta divertendo Zeus là sopra, a passare col suo carro infiammato sopra queste acque. Attenzione che l'atmosfera è diventata molto più cupa. Vediamo da quella parte, c'è una HMS Suite della marina inglese, sicuramente non ci interessa. Vediamo un pochino dietro di noi chi abbiamo. Ci hanno individuato ragazzi, una cannoniera nemica ci ha appena notato. Attenzione ragazzi che si stanno alzando delle onde come giganti, marciano verso la costa. Vediamo se possiamo affrontare questa bella onda. Dov'è questa dannata arca del maestro? Dov'è la preda? Cioè, ho capito, quello è un brigantino inglese. Forse dobbiamo andare ancora un altro pochino avanti. Attenzione ragazzi, mi sa che entreremo in un bel conflitto, ok, vediamo di accelerare, utilizziamo anche le vele posteriori. Attenzione, attenzione ragazzi, ci hanno beccato, iniziamo a far fuoco, dobbiamo eliminare questa imbarcazione. Ok, benissimo, mi sa che non ci ha beccato. Allora, vediamo da quella parte, ok, affrontiamo anche ecco, forse deve essere questa. Vediamo un pochettino, è questa, diamo un'occhiata. Vascello, livello 60. Eccolo qui. Enorme. Attenzione, via, fuggiamo, ci hanno beccato. Speranza contro di lei. Oh, maledizione ragazzi, purtroppo non me ne sono accorto. Ci ha individuato, credevo di avvicinarmi e colpirla. Quindi probabilmente dobbiamo avvicinarci e scrutarla e esclusivamente pedinarla. Quindi io credevo di affondarla così. Perfetto, allora rimaniamo qui vicino. Ok, allora, vele chiuse, cerchiamo di analizzare la situazione. Resta vicino alla nave bersaglio ma senza farti individuare. Me lo potevi dire prima amico mio, credevo di gettarmi proprio in bocca alla nave e distruggerla. Allora, restiamo vicino. Velocità, intanto qui ci sono onde come ghiacciai che appunto si stanno sciogliendo. Allora, sta continuando ad andare avanti. Vediamo di capire quello che ha. 176 tonnellate di legname. Ecco la musica, la colonna sonora che ci dà un pochino di spinta in più. Perfetto ragazzi, il nostro motorone è dietro di noi. Allora, colpi di mortaio, barili, Real 2000, zucchero, un bel magazzino che cammina, va? Allora, vediamo di continuare a seguirla. Attenzione che si vedono anche fulmini da quella parte. C'è Zeus che lancia saette alla grande, Vediamo un pochino da questa parte. Proprio siamo nell'occhio del ciclone. Attenzione, una bella onda anomala. Vediamo se possiamo affrontarla. Un altro po' di vele. Attenzione, il capitano Edward non si farà spaventare mai da una roba del genere. Attenzione, aggiriamo il bersaglio. Perfetto, meno male che ci sono i nostri fantastici violini che ci aiutano. Attenzione, ancora imbarcazioni avversarie che scrutano la loro grande maestra, ovvero questo grandissimo galeone. Però date un'occhiata alle nostre vele in confronto alle vele della nave nemica. Quante vele hanno, maledizione?
proprio si potrebbe creare una foresta di scimmie là sopra. Attenzione, 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 attenzione. Vediamo di raggirare questa bella nave davanti a noi. Vediamo di girare dall'altra parte. Abbiamo un timone, ragazzi, fantastico. Cioè abbiamo una sorta di serpo sterzo integrato nel nostro timone. Cioè gira con una facilità che è meravigliosa. Allora, continuiamo a seguire. Benissimo, una sorta di slalom, una sorta di percorso a ostacoli nei riguardi di questa bella imbarcazione nemica. Attenzione, ancora un altro occhio di riguardo. Vediamo di fuggire. Benissimo, grandi e veloci la nostra imbarcazione. Quanti cavalli abbiamo sotto il cofano? Benissimo, ole, alla grande. Continuiamo a seguirla, ma nonostante tutto è un bestione di circa 200 tonnellate. Attenzione, 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 via, 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 via. Maledizione, maledizione. Nave da guerra nemica! Che paura, per un pelo non ci ha visto, ragazzi. Vediamo di continuare ancora dietro di essa. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Ma intanto la pioggia non si accinge a smettere. Continua a battere, potente e possente come era un tempo sulla nostra imbarcazione. Allora, oh, maledetti, ma che occhio d'aquila hanno questi. Via, 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 via. Benissimo. Calma, calma, ragazzi, calma. Qua finiamo in un bel guaio. Calma, è più difficile stargli lontano che stargli vicino. Oh, ci hanno beccato. Maledizione, maledizione, via, 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 via con i nostri motoroni. Alla grande, ma chissà dove sta andando. Cioè, dobbiamo rubare questo galeone per rendere la nostra repubblica piratesca un'associazione vera e propria di dignità. Però conquistare un galeone del genere con una piccola scialuppa come la Jack Doe, il nostro cetriolo di mare pieno di buchi, mi sa che è un po' un'impresa impossibile. Qui intanto c'è Wilson che vuole essere... Capitano! C'è un naufrago in acqua, capitano! Vieni qua, Wilson, dove hai lasciato il tuo pallone? Eccolo qui, purtroppo siamo al massimo, ti rigettiamo in mare con un calcio nel sedere. Ok, te la farai nuotando verso la costa. Merce in acqua, signore! Merce in acqua, salvataggio, perfetto. Sempre più imprudente. Una vecchia conoscenza. Non lo definirei un amico. Ma facciamo questo mestiere da così tanto che non posso che rispettare quel luogo. Attenzione, entra in conflitto una bordata principale dal lato sinistro, va a infrangere la prua e la poppa di alcune imbarcazioni. Evita il mortaio. Quale mortaio? Area del mortaio. Allora, quando ti sparano con il mortaio, l'area del danno è indicata dal cerchio sull'acqua. I cerchi gialli segnalano i colpi in arrivo. Evitali, quando diventano rossi subisci danni. Ok, una sorta di slalom tra gli ostacoli. Vediamo un pochino. Attenzione, attenzione, attenzione. Via, via, via. Oh, attenzione. Via, 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 via. Oh, ragazzi, ci passiamo proprio accanto. Attenzione alla nostra poppa. Mamma mia. Ci hanno beccato. Ci hanno beccato la parte posteriore, maledizione. Vediamo di fuggire. Vediamo di fuggire. Ah, ci hanno individuato e stanno cercando di farci stecchi con il mortaio. No, 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 no. Ma perché? No, no, no. È come se abbiamo una sorta di calamita che ci attira verso quella parte. No, no, no. Ma perché dobbiamo camminare proprio così vicini? Perché così vicini? Mamma mia, mamma mia. Ma perché così vicini? Ok, abbiamo ancora un pochino di resistenza disponibile. Oh, mamma mia. Ma perché? Ma perché? Via, 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 via. Acceleriamo dall'altra parte. Acceleriamo. Vai. Ce l'abbiamo fatta stavolta, ragazzi. Ho capito il trucchetto. Perfetto, continuiamo a procedere. Allora, vediamo dove si ritrova. Oh, dobbiamo affrontare le navi spagnole. Presto, ragazzi, facciamo fuoco da quella parte. Ancora una bella cannonata diretta su queste belle golette. Ancora, portata da laterale. Benissimo, eccone un'altra. Ole, ancora, 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 ancora. Dobbiamo muoverci, il segreto è non fermarsi. Attenzione, abbiamo una grande quantità di avversari appunto accanto a noi. Eccoli, non hanno cannoni di poppa. Eccoli qui, perfetto. Attenzione, ancora si continua l'attacco nei riguardi degli avversari. Lanciamo questi bei barili incendiari. Facciamoli saltare in aria. Attenzione, colpaccio. Vediamo se possiamo colpirli. Maledizione, guardate quanto sono veloci. Continuiamo a correre, ragazzi. Andiamocene via. Un'ondata di cannonate arrivano proprio sulla nostra Jack Doe. Maledizione, maledizione, maledizione. Via, 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 via. Maledizione, andiamocene via, ragazzi. Andiamocene via. Oh, no, 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 no. Maledetti, maledetti. Fuoco! Benissimo, attenzione, affondiamo quest'altra goletta. Grandi. Giriamo, giriamo, giriamo. Fermiamoci un attimo, dobbiamo dare una bella bordata laterale. Benissimo, facciamo fuoco. Altra cannonata. Attenzione, ragazzi, non dobbiamo farci beccare. Grandi. Giriamo, giriamo, giriamo. Dobbiamo rallentare. Rallentiamo i nostri cannoni principali. Ancora un'altra cannonata. Benissimo. Attenzione, l'ultima goletta tenta di speronarci. Benissimo, ultima. Eccola dall'altra parte. Scusate, ragazzi, per la concentrazione, ma non vorrei farmi fare secco. Benissimo. Allora, obiettivo sbloccato. Sì? Dica.
Fa rotta Cosa verso vedono i tuoi occhi quell'isola. da elfo, Legolas? Conosco il posto. Una roccaforte naturale usata da un francese di nome Ducasse. Julian Ducas. Ducas, il templare. Proprio Yes. lui. Non sapevo del titolo. Lo conosco. E se vedrà la mia nave la riconoscerà, l'ha vista a Lavana. Si chiederebbe chi è il suo capitano. Non posso rischiare. No. E non voglio perdere quel galeone. Pensiamoci bene. Potremmo aspettare la notte per abbordarlo. Missione completata, ragazzi. Non è stata molto difficile, anche se in un attimo ho avuto una, come dire, un momento di paura. Però i nostri violini, come al solito, eccoli qua, ci aiutano a rimanere alti col morale, ma noi continuiamo. Benissimo, questa missione mi piace. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Allora, perfetto, hanno appunto affermato che c'è una missione disponibile davanti a noi. Allora, vediamo di continuare. Purtroppo il lato posteriore della nostra Jackdaw è stato danneggiato da quei dannati colpi di mortaio. Eccoli qua, vediamo se possiamo vedere un po'. Ecco, ci arrivavano cannonate appunto in queste condizioni e purtroppo non ha resistito la poppa della nostra imbarcazione. Però io credo che ancora abbiamo resistenza disponibile per continuare la guerra. Ragazzi, basta con le vostre ugole. Allora, continuiamo, vediamo un pochettino, affrontiamo questo tratto di mare. Allora, affronta le onde anomale di prua. Attenzione, onda anomala davanti a noi, ragazzi. Marcia avanti come un vero e proprio gigante davanti a noi. Attenzione, ragazzi, affrontiamola di prua. Eccola, è 100 metri alta. Attenzione, la nostra imbarcazione non ce la farà. Attenzione, attenzione, mamma mia. Rientriamo sott'acqua, perfetto. Olè, eccoci appunto ripresi. Vediamo un pochino, vediamo di affrontare questa bella zona in tranquillità. Allora, dov'è l'imbarcazione che abbiamo bisogno di conquistare? Deve essere appunto da queste parti. Un pazzo, vediamo un pochettino se possiamo andare a vedere chi è pazzo. Allora, affrontiamo questo tratto di mare in tranquillità, ragazzi. Abbiamo 2 chilometri davanti a noi. Allora, vi continuo, ragazzi, a citare quell'idea che avevo appunto avuto in passato. Quindi fatemi sapere le vostre opinioni per quanto riguarda questa mia idea. Comunque ve lo dico, è molto interessante. Magari vi proporrò tra qualche giorno un gameplay per farvi capire di che cosa si tratta. Comunque avevo intenzione di farvelo vedere questo gioco nel momento in cui l'avrei iniziato. Vi dico che appunto vi cito adesso la trama, che abbiamo un pochettino di tempo in più. Rallentiamo un attimino. Ovviamente la storia si ambienta all'interno di una metropoli del XXI secolo, ovvero ci ritroviamo a New York, dove un ragazzo, un giovane che si è appena laureato, intraprende un viaggio dalla East alla West Coast, e attraverso questo viaggio gli capita un evento che gli cambierà definitivamente la vita. È un neolaureato che sta andando appunto a Los Angeles per intraprendere un dottorato di ricerca, e appunto inizia una storia così fantastica che gli si pone davanti, che cambierà nettamente la sua esistenza, e non si sarebbe mai immaginato che la sua vita potesse cambiare da così a così nel giro di un paio di minuti. Quindi, ragazzi, è una storia davvero molto interessante. Vi annuncio che il genere è un thriller giallo che ovviamente nasconde una certa violenza, ambientata anche da misteri, enigmi che vanno risolti. Quindi davvero è un gioco davvero fantastico. Quindi questa è più o meno la trama. Non voglio svelarvi altro per non rovinarvi l'attesa. Comunque fatemi sapere la vostra opinione su questo genere di gioco, che potrebbe essere interessante. Comunque, come vi ho detto, io vi proporrò tra qualche giorno, visto che adesso ho un pochettino di tempo libero in più, qualche gameplay, anzi forse il gameplay dei primi 20-25 minuti, per farvelo gustare appunto nella maniera migliore. Intanto sotto questo video potete farmi sapere la vostra opinione su questa mia idea di presentarvi questo primo gioco inerente alle avventure grafiche. Se ovviamente vi piacerà la storia, vi è il secondo e il terzo capitolo, che forniscono, come dire, una continuazione del primo titolo, che sono davvero molto interessanti da giocare. Quindi potremmo anche spaziare non solo all'interno dei giochi con una sorta di genere action come Assassin's Creed, ma anche questo genere che è una sorta di romanzo videoludico. Proprio nel momento in cui uno inizia a giocarci, si immerge all'interno di quell'atmosfera con appunto delle cuffie, per esempio, molto particolari, e appunto non si riesce a staccare più dalla storia, perché è davvero molto intrigante. E quindi fatemi sapere la vostra opinione. Intanto adesso si alza un attimino qualche tono un pochino negativo all'interno di questa atmosfera, ragazzi, perché non so cosa sta succedendo. Cioè, cosa c'è? Pioggia, nebbia, fumo. Dove stiamo entrando? Attenzione, forse nell'isola del Teschio. Ci assomiglia però con questi scogli. Sono acque ben sorvegliate. Acque ben sorvegliate. Tranquilla, amico mio, abbiamo tutto ciò che ci serve. Un pazzo. Chi è il pazzo questa volta? Vediamo di analizzare chi è appunto il folle che vuole popolare questa bella missione. Ok, intanto vediamo di analizzare la situazione dall'interno. Suggerimenti: usa i viaggi rapidi dall'Animus. Va bene, questo lo sappiamo. Però voglio proprio vedere adesso se riusciamo a prendere il galeone, oppure ce ne torneremo con la coda tra le gambe nella nostra fantastica cittadina di Nossò. Intanto guardate un po' la nostra... Ah, ecco, vediamo un po'.
Signori, come è costume fra i nostri pari, non cadiamo nell'errore di seguire gli ordini di un solo folle, ma agiamo seguendo la nostra follia collettiva. L'oggetto delle nostre mire è un enorme galeone. Già. E lo vogliamo perché ci sarà molto utile a Nassau. Lo metterò ai voti. Quelli a favore di razziare il covo e catturare quella nave, gridino tutti sì! Chi è contrario, piagnucoli no! Il Consiglio del Re non è mai stato così unito. Bene, esci dalla giungla. Allora, probabilmente ci dobbiamo introdurre in questa sorta di sito archeologico inerente all'epoca Maya. Allora, ho visto qualcosa di simile. Allora, vediamo di affrontare il tutto. Attenzione, qui c'è una bella scultura probabilmente di origine azteca. Eccola qui appunto alla nostra destra. Allora, procediamo nel bel mezzo della giungla. Ok, vediamo se possiamo scavalcare qualche bella siepe. Benissimo. Allora, procediamo da questa parte. Il nostro amico ha appena fatto colazione nel pieno delle forze. Però voglio capire intanto dove ci ritroviamo. Ok, amico mio, saliamo da questa parte. Allora, siamo a Great Inagua. Perfetto, ci sono delle... È un'isola Maya, appunto, come vi avevo detto. Vediamo se possiamo adesso affrontare queste belle rovine. Allora, perfetto, qui ci dovrebbe essere una sorta di canzoncina, l'ombra di Peter Pan che dobbiamo appunto raccogliere. Perfetto. Allora, il galeone deve essere arenato dall'altra parte dell'isola, quindi il nostro obiettivo è adesso uscire dalla giungla per avere una visuale migliore e magari sfruttare l'opportunità. Attenzione, non era una canzoncina di Peter Pan, era esclusivamente un frammento dell'Animus. Ok, allora, vediamo da dove possiamo procedere. Questa è una zona per adesso. Ecco, perfetto, lì c'è una bella canna di bambù sospesa per raccoglierci. Benissimo. Allora, vediamo un pochettino. Questa è una zona ancora off limits. Vediamo se possiamo magari salire da questa parte. Purtroppo no. Ok, un bel salto, amico mio. Grande. Ok, attenzione, attenzione. Oh, maledizione. Attenzione. Oh, no, non mi fare prendere uno spavento, amico mio. Speriamo che tenga questa dannata canna di bambù legata a queste due corde. Questi dannati ponti li ho sempre visti in dei film storici, come per esempio come per esempio Indiana Jones, qualcosa del genere. Ci sono sempre stati questi dannati ponti che, come al solito, crollavano sempre. Quindi ecco, abbiamo avuto appunto una bella prova di questa dannata costruzione. Allora, saliamo. Ok, un bel po' di muscolatura ce l'abbiamo, quindi possiamo farcela alla grande. Allora, raggiungiamo l'entrata della giungla. Perfetto. Attenzione agli animali selvaggi da queste parti. Tanto come va con il nostro denaro? Abbiamo 6.800 real. Abbiamo delle spade. Perfetto, vediamo di utilizzare le lame celate però in questa zona. Attenzione che c'è addirittura davanti a noi qualche soldato avversario. Attenzione, intrufoliamoci. Oh, vieni qua, bello mio. Attenzione, un soldato spagnolo che sta appunto cercando di riconoscerci. Vediamo se possiamo aggrapparci a lui. Benissimo, resta qua, brutto dannato. Vi ricordo che è sempre importantissimo trafugare i cadaveri, perché è importantissimo raccogliere più real possibile nel miglior modo che possiamo. Allora, perfetto, stanno discutendo solo in silenzio. Vediamo se possiamo procedere da questa parte. Io direi, ragazzi, di colpirli immediatamente dall'alto per evitare quindi il problema. Si sono suddivisi in due parti, maledizione. Andiamo con calma. Vediamo se possiamo gettarci su questo maledetto. Allora, vediamo se possiamo atterrarlo. Eccolo, benissimo. Oh, no, dobbiamo combattere. Che stiamo facendo? Ma perché non ci siamo messi a combattere? Le nostre spade. Eccole. Stai calmi, amico mio. Allora, vediamo se possiamo colpirlo. Eccolo. Becca di questo. Vieni qua, amico mio. Attenzione, eccolo l'altro capitano, il sergente Grazia. Ok, ucciso. Non l'ho mai fatto questa sorta di salto dall'alto, ragazzi. Ecco perché mi sono trovato un attimino in difficoltà. Però intanto vediamo di continuare da questa parte. Allora, ecco, si sta avvicinando un altro. Attenzione. Eccolo. Vediamo di raggirarlo. Procediamo dalla parte destra della giungla. Benissimo. Perfetto. Vediamo di affrontare immediatamente questo tronco. Ok, eccolo che continua. Vediamo se possiamo saltare su questo bel muretto. Eccolo. Vieni qua, bello. Vieni qua, l'abbiamo preso. Facciamolo secco. Attenzione che se ne sta avvicinando un altro davanti a noi. È il comandante della truppa. Vieni qua, amico mio. Vieni qua. Attenzione che riesce a difendersi molto bene. Vediamo un po', vediamo se possiamo rompere la sua difesa. Eccolo qui, avanti. Infilziamolo. Dai. Le nostre lame celate ovviamente sono una delle nostre migliori armi. Benissimo. Ok, vediamo di raggiungere la fine della nostra giungla, perché questi combattimenti avanzati sono molto particolari e soprattutto molto difficili da continuare.
finisce. Eccolo, attenzione, un altro bersaglio davanti a noi. Vediamo di atterrarlo, è un altro comandante spagnolo. Benissimo, vediamo un pochino. È una regione abbastanza popolata da avversari, però voglio vedere quando arriviamo direttamente al galeone. Bene, andiamo via. Ok, oh mamma mia, stavamo appunto per farci una bella visitina nell'aldilà. Perfetto, olè, grandi. Qui c'è addirittura l'arcobaleno che si vede da quella parte. Allora, vediamo se possiamo raggiungere il nostro punto di controllo per dare un'occhiata definitiva a quello che abbiamo intenzione di notare.